le figure che vengono richieste con i movimenti del corpo, a volte anche con la voce, e appena finito di eseguire quello che gli è stato chiesto sentite il suono del clicker. Dopo il suono del clicker vedete che Elisabetta mette una mano in tasca, tira fuori il boccone e premia il cane, che continua ad avere sempre più voglia di fare tutto quello che gli viene chiesto. Vedrete che a volte abbaierà oppure inizierà a uggiolare. Non è un sintomo di stress, ma è un sintomo di voglio fare sempre di più. Se qualcuno è qui con il proprio cane, a fine serata potremo insegnare qualche piccola figura di dog dance. Vedete la carica del cane nell'eseguire le figure richieste?